Cristina Riu, sono un artigiano di Mogoro, però vivo a Cagliari ormai da 30 anni, lavoro con mia sorella Stefania e io e lei siamo a Riu Ceramiche in pratica, 4 mani diciamo che lavorano e che con il loro lavoro raccontano storie. Raccontiamo storie usando la terra, usando l'argilla e noi usiamo soprattutto argilla refrattaria e argilla pirofila. L'argilla refrattaria, che è quella dei caminetti, la utilizziamo per fare le donne, il nostro gruppo di donne che si chiama Bijinau e che, come dicevo prima, raccontiamo, nel senso che racconta la nostra infanzia, perché queste donne sono un omaggio alle donne della nostra infanzia a Mogoro, tanto che inizialmente avevano tutti i nomi delle nostre vicine, che erano tutte zie, era una sorta di famiglia allargata, per cui per noi erano le nostre zie. Poi con l'altra argilla, con l'argilla rossa invece, l'argilla pirofila, facciamo le pecore, che è sempre una sorta di altro racconto di quella che era sempre la nostra infanzia a Mogoro. Per me essere un artigiano significa essere perennemente in bilico, diciamo. Un artigiano è un po' un acrobata, che è come se avesse questa corda da percorrere, che poi è il proprio lavoro, e deve cercare di stare in bilico sempre, di stare in bilico ma di stare in piedi perché deve percorrerla, questa corda, sapendo che sotto ci sono metri dove può cadere da un momento all'altro e sotto soprattutto c'è quello che è il fruitore di ciò che noi facciamo, che è il consumatore finale, quello che ci permette di continuare a fare gli artigiani.